Un punto di vista diverso sul fenomeno dell'immigrazione nei nostri territori è quello fornito dal rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione a cura della Fondazione Leone Moressa, che fotografa l'impatto economico e fiscale degli stranieri in Italia. I numeri parlano chiaro, sono 485.000 residenti nati all'estero in Veneto, pari al 9,9% della popolazione. Incidenza nettamente più alta rispetto alla media nazionale, ma se in Italia il numero complessivo aumenta, nella nostra regione si registra un calo rispetto al 2016 del 2,5%. E se si pensa che questi stranieri siano soprattutto profughi si sbaglia, perché nella maggior parte dei casi si tratta di lavoratori e famiglie che nel 2016 hanno prodotto 13,8 miliardi di valore aggiunto, pari al 10% del PIL regionale. Il contributo economico dell'immigrazione si traduce inoltre in 774 milioni di IRPEF versata. Tra le province multiculturali Verona con 105.000 immigrati, seguita da Padova e Treviso, e da Veronese, il comune in cui si registra una maggiore incidenza degli stranieri sulla popolazione. Si tratta di San Bonifacio. Nella top 10 dei comuni anche tre capoluoghi, Padova, Vicenza e Verona. L'impatto economico degli immigrati è riassunto anche nel numero di imprenditori nati all'estero nel 2016, in aumento rispetto all'anno prima, più 2,4%, e anche le imprese guidate da stranieri sono in netto aumento, oltre 47.000, ovvero più 9,7% del totale. Negli ultimi 5 anni le aziende straniere in Veneto sono incrementate del 19%, a fronte di una diminuzione di quelle italiane del 5,2%.